mattina Lega Nord Legnago TV Channel si trova a San Giovanni Lupatotto. La Lega Nord, con il segretario provinciale Paolo Paternoster in testa, sta protestando per l'arrivo di una ventina di profughi imposti dallo Stato centrale. Adesso andiamo a sentire Paolo Paternoster e gli esponenti veronesi sul tema. Dal governo italiano si sta facendo una politica giustamente folle dell'immigrazione clandestina. Questa non è un'immigrazione, è un'invasione. L'Africa si sta spostando in Italia. Segretario Paternoster, oltre un centinaio di militanti, sostenitori e cittadini soprattutto del territorio di San Giovanni Lupatotto hanno risposto a questo invito a venire a manifestare contro questa decisione prefettizia. Sì, è stata penso la vittoria della gente, la vittoria di chi non vuole i clandestini a San Giovanni Lupatotto, perché per noi è giusto ed è normale aiutarli a casa loro e non certo ospitarli negli alberghi. L'anno scorso abbiamo speso 3 miliardi di euro per queste operazioni che non hanno nessun senso, se non quello di creare delle false aspettative di vita. Allora, se vogliamo aiutare veramente questa povera gente ed evitare che muoiano durante il tragitto nel Mediterraneo, come è successo per esempio in tutti questi anni, bisogna cercare di aiutarli a casa loro con i soldi della Comunità Europea. Noi non vogliamo questa invasione, non vogliamo che ci siano a San Giovanni Lupatotto, tantomeno a Verona o in qualsiasi altro comune della provincia, perché qua non si dà nessuna prospettiva di vita. I nostri anziani, i nostri giovani sono senza lavoro, gli anziani vengono sbattuti fuori dalle case e i clandestini negli alberghi. Se secondo voi questa è giustizia? La Lega Nord farà qualche atto formale contro questa decisione del commissario? Oggi partirà da San Giovanni Lupatotto, da questa manifestazione, un segnale chiaro al dottor Tortorella che la gente non li vuole. E poi formalizzeremo il tutto con una formale lettera scritta la prossima settimana, dove noi chiaramente daremo le nostre indicazioni: no al centro islamico e no ai clandestini a San Giovanni. Quindi possiamo dire una Lega Nord sempre più vicina ai propri cittadini? La Lega è l'unico partito che comunque ha le idee chiare su questo particolare obiettivo. Non ci sono se, non ci sono ma, c'è solamente da difendere la gente e soprattutto evitare che ci siano degli scempi del genere come quello che stanno volendo fare a San Giovanni. Senatore Tosato, la Lega Nord protesta per l'arrivo dei nuovi profughi. Sì, questa è una protesta particolare, diversa dalle altre. In questa occasione il Comune, con il suo commissario, ha messo a disposizione un bene di proprietà della collettività, dei cittadini di San Giovanni Lupatotto per ospitare dei profughi. Quindi non si tratta di un imprenditore che mette a disposizione il proprio albergo. Questo è un bene dei cittadini di San Giovanni Lupatotto che deve essere messo a disposizione o delle famiglie in difficoltà o deve essere alienato, venduto per creare quella cassa necessaria alle opere, agli interventi a sostegno della povertà della nostra gente o a sostegno della realizzazione delle opere utili alla comunità di San Giovanni. È una scelta inaccettabile, è frutto di un'imposizione prefettizia dello Stato che ormai fa da ufficio di o collocamento, comunque fa l'albergatore per conto di questa gente che viene da altri paesi del mondo e non si occupa più della nostra gente, ed è quindi un percorso che noi contestiamo, dovuto anche al fallimento dell'amministrazione di centrosinistra che è caduta su se stesso. Ci sono le elezioni fra poco. La Lega sostiene un candidato sindaco all'altezza del compito, si è ricostituita un'alleanza di centrodestra con delle liste civiche, noi puntiamo a vincere e a rendere giustizia alla gente di San Giovanni Lupatotto cambiando questa imposizione che è inaccettabile. Con noi il segretario della sezione di San Giovanni Lupatotto, Sartori Fulvio. Allora, segretario, questa protesta verso l'arrivo di nuovi profughi imposti dal prefetto. Esatto. Il prefetto Tortorella, che è anche commissario qui a San Giovanni Lupatotto, ha deciso di destinare l'ex caserma dei Carabinieri ai profughi. I Carabinieri hanno lasciato quello fabbricato l'anno scorso e noi pensavamo di poter destinare gli appartamenti a famiglie lupatottine o comunque a nostri concittadini che sono in difficoltà, perché gli appartamenti sono agibili e funzionali, si tratta solo di arredarli. Il prefetto, che è in conflitto di interessi, ha deciso di darlo ai clandestini e di vincolare quel bene per 2 anni. Quindi avremo una Lega Nord vicino al territorio, una Lega Nord che si oppone a quello che è l'aiuto degli altri prima che ai lupatottini in questo caso. Noi chiediamo al viceprefetto di sospendere la sua decisione fino alle elezioni che avremo a San Giovanni fra 2 mesi
e lasciare spazio alla nuova amministrazione per decidere di cosa fare di questo bene, che siano almeno i cittadini del nostro comune a decidere dei loro fabbricati, delle loro proprietà. Per le amministrative prossime come siamo messi? Siamo messi bene, abbiamo 5 liste in appoggio al candidato sindaco Attilio Castaldello. La Lega Nord ha una sua lista autonoma con il suo simbolo e siamo molto ottimisti per quello che sarà il nostro futuro. Perché se non pensiamo a chi ha costruito tutto quanto quello che abbiamo qua intorno, che sono stati i nostri anziani, io credo che abbiamo qualcosa che non va al nostro interno, e quel qualcosa che non va è il governo Renzi. Anche lei questa mattina è presente qui alla manifestazione della Lega Nord? Sì, Come mai? così, visto che la gente siamo del posto e siamo presenti, insomma. Quindi presente a una tutela degli interessi dei lupatotini rispetto ad altri? Non è giusto, perché ci sono delle nostre famiglie che hanno molto bisogno di una casa, un tetto, niente, italiani. E viceversa gli altri che non sono niente, non sono italiani, non hanno versato niente, va bene così. Quel povero Cristo italiano ha bisogno e non si fa niente. Non è giusto. Quindi possiamo dire che la cittadinanza è scesa per difendere gli interessi della cittadinanza? Appunto siamo qua per vedere, difendere i nostri diritti, insomma, che non venga un abusivismo che non va bene, insomma, ecco. È giusto quello che dice anche Salvini, perché è importante prima gli italiani e dopo che li mettano a posto a casa loro. Vanno là, gli fanno quello che devono fare a casa loro, se no vengono in Italia, si comportano come italiani e va bene. Ma non che vengono qua e che dicono no, la scuola tiro giù il Cristo, tu non devi fare questo, tu non devi parlare, devo parlare per forza la vostra lingua. Ma scherziamo, dove siamo arrivati? È un altro mondo. Il segretario provinciale ha chiamato cittadini e militanti della Lega Nord di San Giovanni Lupatoto, ma di tutta la provincia di Verona, a tutela del territorio lupatutino. Sì, si tratta di una manifestazione finalizzata a sensibilizzare il territorio. Queste situazioni ormai si ripetono troppo spesso, si ripetono su territori che non hanno bisogno di ulteriori immigrati, non c'è la sostenibilità. Peraltro è ben difficile in situazioni come le attuali, dove la congiuntura economica morde, riuscire a sostenere ulteriormente immigrati su un territorio che è già fortemente antropizzato e non ha più strutture adeguate. Questo è il problema, non ci sono strutture adeguate per sostenere ulteriore immigrazione. Assessore, lei che è il delegato alla sanità, tutti questi interventi di immigrati profughi all'interno del nostro sistema sanitario, cosa stanno comportando? Ma noi li stiamo monitorando, a fatica ma lo stiamo facendo, cerchiamo di rilevare tutte quante le situazioni che potrebbero portare difficoltà dal punto di vista igienico-sanitario alle autorità preposte. Ad oggi stiamo lavorando su tutto il territorio, non solo veronese ma su quello veneto. La realtà dei fatti è che nel 2015 su 16.000 immigrati che sono arrivati solo 6.000 sono stati visitati e questo è un dato che fa pensare. Abbiamo anche fatto una stima di quali possono essere i costi della collettività relativamente a questo problema? Ma inevitabilmente sono dei milioni che a fatica ci vengono restituiti al Ministero dell'Interno. Dimostrazione che le persone che stanno arrivando nel nostro territorio... Candidato sindaco, la Lega Nord questa mattina ha organizzato una manifestazione contro la decisione del commissario di inserire 20 nuovi profughi all'interno dell'ex caserma dei Carabinieri di San Giovanni Lupatoto. Sì, io credo che, sono convinto che la Lega Nord raccoglie quello che è il sentire delle persone e quindi la preoccupazione che c'è a seguito, che è stata percepita a seguito di questo provvedimento. E come punto programmatico nella sua prossima futura campagna elettorale, quindi del suo mandato, le auguro da sindaco, come si comporterà contro questa cosa del governo? Ma guardi, il commissario ha fatto cose molto belle per questo paese, anzi diciamo che in pochi mesi ha recuperato quello che non era stato fatto in anni dall'amministrazione precedente. Però questo provvedimento non è condivisibile. Non è condivisibile, sarebbe utile che il commissario lasciasse decidere su queste problematiche, perché è una problematica che va decisa, ecco, che lasciasse decidere su queste problematiche il prossimo sindaco.
È una problematica che richiede una soluzione, ma richiede una soluzione che tenga conto di un progetto sociale, che riguardi tutti i luppatotini e che coinvolga tutte le forze luppatotine. Mi riferisco in particolare al volontariato. Io posso dire questo, io appena insediato, è qualcosa che voglio fare immediatamente, voglio mettere al tavolo tutte le associazioni, tutto il terzo settore, le parrocchie, perché è una forza importantissima anche quella per questo Paese, e risolvere anche i problemi sociali che ci sono in questo Paese, senza provvedimenti affrettati, perché io credo che questo sia un provvedimento affrettato, dove stiamo utilizzando peraltro una struttura che non è deputata a questo, che non era deputata a questo, che il Consiglio Comunale aveva scelto di destinare ad altro e che io intenderei destinare ad altro ancora, nell'interesse di tutta la collettività. Insomma, Attilio, un'amministrazione incentrata sul territorio, vicina alla gente, per la gente di San Giovanni Lupatoto. Assolutamente sì, e soprattutto con decisioni partecipate e condivise, a vantaggio di tutti, perché qualsiasi decisione che non tenga conto dei bisogni sociali del Paese, dei lupatotini, creerà allarme sociale. Peraltro questa è una decisione che particolarmente non condivido, perché ci sono altri esempi nel nostro Paese che ci dicono che dove è stato creato un ghetto, dove non è stata fatta reale integrazione, sono sorti dei problemi.